Benissimo, eccoci qua. Una cordiale buona settimana a tutti quelli che seguono l'oroscopo del Maestro Cleo. Ogni settimana io devo sempre ringraziarvi perché comunque, come dicevo, ogni settimana ne siete sempre tantissimi a seguirmi e io di questo ne sono veramente fiero. Bene, allora vediamo di andare avanti con questo nuovo oroscopo della settimana dal 15 al 21 di febbraio 2021. Questo mese che è cortissimo, quindi sta passando velocemente. Andiamo a organizzarci per questo avvio di questa settimana. Ci prepariamo ad accogliere la terza settimana del mese, più breve dell'anno, quella che va dal 15 al 21 di febbraio 2021. Per molti questi giorni saranno veramente entusiasmanti, sia in amore che in lavoro, tra nuove conoscenze per i single. Complicità speciali per chi è impegnato e progetti e soddisfazioni professionali. Non per tutti varrà la stessa cosa e molti faranno un po' di fatica a godersi una settimana serena e senza problemi di coppia o sul posto di lavoro. Cerchiamo allora di entrare più nel dettaglio, scoprendo come andrà questo momento a secondo dei segni zodiacali. Per i pesci, per i segni di fuoco, poca calma e tanta di andare di fretta sia nei rapporti che nei nuovi progetti lavorativi. Quasi per tutti ci sarà un bel crescendo e qualche buona nuova in questo senso. Per quanto riguarda i segni di aria, l'oroscopo ci dice che sarà un momento di grande determinazione dove difficilmente si riuscirà a tenere un pensiero dentro di sé. Voglia di esprimere tutto ciò che si sente. I segni di terra, invece, infine trascorreranno una settimana non troppo entusiasmante e si dimostreranno piuttosto precisini nelle relazioni, ma pure nei rapporti professionali sul posto di lavoro. Ogni tipo di segno, insomma, affronterà una settimana diversa dove non bisognerà mai perdere la speranza e l'ottimismo. C'è chi vivrà una settimana particolarmente interessante e positiva, c'è chi invece avrà qualche problema in più in amore oppure sul lavoro, magari nel rapporto con i colleghi. Le cose poi si fanno ancora più interessanti e dettagliate se andiamo ad analizzare come sarà l'oroscopo di questo periodo dell'anno segno per segno. E allora facciamo subito. Ecco le previsioni del Maestro Cleo dell'oroscopo per la settimana che va dal 15 al 21 febbraio 2021, segno dopo segno. E iniziamo dal segno dell'Ariete. Allora, per voi del segno dell'Ariete, questa sarà una settimana in cui agirete in maniera abbastanza impulsiva e questo potrebbe condizionare i rapporti affettivi. Questo significa che se siete impegnati in una relazione d'amore potreste fare dei passi molto lunghi, talvolta frettolosi, quindi dovete un po' riguardarvi di quel che volete. Non sempre sarà
la mossa giusta. Anche per i single questi giorni potrebbero essere caratterizzati da poca pazienza e tanta voglia di mettersi in gioco. Nel lavoro invece, se avete delle idee in mente, vorrete mettervi subito alla prova. Cercherete di avanzare con nuovi progetti e forse non penserete abbastanza su azioni e conseguenze. Meglio stare attenti a non correre troppo. Andate piano. Il segno del Toro. In amore la terza settimana di febbraio sarà caratterizzata da giorni in cui sarete un po' pignoli e precisini. Se avete un partner al vostro fianco cercherete di sottolineare ogni situazione, soprattutto qualcosa che non va nella relazione. Questo atteggiamento un po' ostinato si farà notare anche se avete il cuore libero da impegni sentimentali. Sul lavoro invece testadaggine e caparbietà saranno le caratteristiche che assumerete di più sul posto di lavoro. Occhio, perché chi collabora con voi potrebbe non apprezzare affatto questo atteggiamento. Gemelli. Amore. Questa sarà la settimana della sincerità. Il fatto che non riuscirete a tenervi un cece in bocca, avrete sempre la necessità di esprimere il vostro pensiero. Sarà importante gestire bene questi impulsi, perché le persone che vi stanno accanto non ameranno sempre questo modo vostro di fare. Qualche vostra parola potrebbe non far piacere e questo varrà per le coppie come per le nuove conoscenze dei single. Sul lavoro invece voi dei gemellini, se avete delle idee o nuovi progetti per la testa, mostrerete a tutti quello che vorreste fare. Attenzione al weekend, in cui probabilmente potreste essere fin troppo diretti e questo potrebbe portare a guai. Cancro, amore. Per voi di questo segno sarà un periodo abbastanza tranquillo, con emozioni e sentimenti. Terminata la settimana di San Valentino, potrete rilassarvi un attimo con i rapporti stabili e meno stabili. Non saranno i giorni dei grandi incontri per chi è single, ma sicuramente potrete godervi un momento abbastanza sereno e senza grandi problemi per le faccende di cuore. Nel lavoro invece per le questioni professionali potrebbero esserci delle belle novità proprio in questi giorni. È previsto un buon recupero soprattutto a livello economico. Finalmente una notizia che vi entusiasmerà e vi renderà più tranquilli. Il segno del leone. In amore. Questi saranno giorni senza grandi cambiamenti per quanto riguarda le relazioni che durano ormai da tempo. Certo, sempre meglio dell'equilibrio e la stabilità piuttosto che qualche brutta incomprensione con il partner. Presto le cose andranno meglio. Le stelle non promettono nuove emozionanti conoscenze nemmeno per chi ha il cuore libero e vorrebbe conoscere qualcuno di speciale. In fondo, mai dire mai. Nel lavoro, stelle decisamente diverse per l'aspetto lavorativo, dove le cose andranno particolarmente bene. Non avrete problemi con impegni professionali, anzi, tutto andrà secondo i piani e chissà che non arrivi qualche bella soddisfazione. Il segno della Vergine.
In amore questa settimana di febbraio sarà abbastanza tranquilla ma piacevole per chi è impegnato in una storia d'amore. L'unico problema potrebbe essere legato ad un aspetto economico che potrebbe scaldare gli animi delle coppie. In questi casi bisognerà quindi fare molta attenzione. Cielo sereno anche per quanto riguarda le nuove conoscenze. Sul lavoro la Vergine non ci saranno troppe buone nuove, ma anzi le spese potrebbero abbassare umore e ottimismo. Finanziare un'attività potrebbe non essere semplice. Questo vale anche per progetti, ambizioni. Meglio porre basi e giuste attenzioni. Il segno della bilancia. In amore, settimana molto interessante con uno stato d'animo buono e positivo. Forse i primi giorni non saranno dei migliori, poi le cose cambieranno e potrete godervi le emozioni insieme a chi vi ama. Potrete prendervi alcuni momenti per voi, per rilassarvi e sentirvi a vostro agio. Saranno delle giornate abbastanza tranquille per i single, ma chissà che si inciampi in una persona speciale. Sul lavoro invece alcune giornate potrebbero essere particolarmente faticose da affrontare e questo potrebbe portare disagi e problemi. Sarà molto importante prendersi un attimo di pausa per non sfociare in stress o disturbi e disagi. E andiamo con lo Scorpione. Lo Scorpione in amore queste giornate saranno meravigliose per chi ha voglia di vivere e godersi liberamente l'amore. I rapporti e i sentimenti verranno prima di ogni cosa, sia che si tratti di relazioni durature che di nuovi approcci per i single. Avrete voglia di dedicare tempo e cura ad un rapporto, ad una persona, sicuramente non mancherà una grande complicità e una rovente passione. Sul lavoro invece forse sarete un po' troppo presi dalle faccende di cuore per darvi da fare con nuovi progetti. L'impegno comunque sarà ugualmente fondamentale, altrimenti non vedrete risultati in breve tempo. Il segno del Sagittario. In amore i primi giorni di questa nuova settimana di febbraio saranno decisamente buoni. Non per questo poi l'umore si appiattirà, anzi potrete contare sulle stelle di questa settimana per godervi un momento abbastanza sereno con le questioni della sfera intima e privata. Saranno giorni tranquilli per le relazioni, non sono previsti grossi cambiamenti per chi non è impegnato. Sul lavoro invece sentirete un vero e proprio bisogno di impegnarvi e fare il massimo possibile. Questo aspetto sarà molto importante soprattutto per quanto riguarda i progetti professionali importanti. Così si potrà sperare di raggiungere i propri obiettivi. E andiamo con lo Capricorno, con il segno del Capricorno. Il Capricorno in amore per le coppie, questo potrebbe essere un momento equilibrato sempre che si riescano a gestire bene determinate situazioni. Non sarà il caso di portare a casa dal partner i problemi esterni, magari legati al lavoro. I nervosismi e qualche tensione professionale potrebbero portare malumore anche nei single che sperano in un interessante incontro. Sul lavoro invece non mancherà un po' di energia e entusiasmo, qualche particolare vicenda sul posto di lavoro con i colleghi potrebbe diventare
un po' complicata da gestire. Il segno dell'Acquario. Acquario, in amore, un po' di confusione per la testa con i pensieri che vi terranno compagnia per tutta la settimana, per poi sarà complicato esprimervi. Fare scelte importanti sicuramente non saranno le giornate giuste per prendere decisioni serie per il futuro, o magari anche immediate in una relazione. È molto probabile che abbiate voglia di rimettere in ordine i cassetti dei vostri pensieri. Nel lavoro potrebbe essere una settimana un po' strana, nel senso che sarete poco determinati e per tanti tipi di mestieri avere le idee chiare e fondamentali. Voi invece avrete bisogno di pensare tanto, poi trarrete delle conclusioni. E infine il segno dei pesci. In amore i pesci questa settimana sarà tranquilla e serena per quanto riguarda le emozioni e i fatti di cuore. Pochi passi avanti per le coppie che vorrebbero iniziare qualcosa di importante insieme. Niente cambiamenti in vista nemmeno per chi non è impegnato sentimentalmente. Al momento sembra tutto un po' fermo, ma chissà. Sul lavoro invece gran recupero di questo periodo per le questioni lavorative. Finalmente ritroverete il bisogno di impegnarvi e magari di dedicarvi a un progetto a cui tenete particolarmente. Le energie giuste non mancheranno in queste giornate. Avanti con i sogni nel cassetto. Bene, e allora così abbiamo terminato anche questa settimana dell'oroscopo che va dal giorno 15 al 21 febbraio 2021. Anche per questa settimana io vi ringrazio, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Se non vi siete iscritto al mio canale, fatelo, così non vi perderete i prossimi video o le prossime dirette. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche, in modo tale vi arriverà la notifica appena io caricherò un nuovo video. Un'altra cosa importante da ricordare a tutti quanti voi, che il sottoscritto lo potete contattare in privato ai numeri che vedete sopra impresso per qualsiasi tipo di lavorazione esoterica. Ok? Un abbraccio, a risentirci per la prossima settimana.